tra news, fake news, omissioni di news, nonsense news, news che non sono news, faccio molta fatica a trovare qualcosa di leggibile online, qualcosa che faccia realmente il punto sociale giornalistico sullo stato dell'arte nell'isola contemporanea, con un punto di vista prospettico che sia realmente cagliaritano. C'è però un blogger e un blog che vi consiglio perché realmente funge da stimolo neuronale, alimenta e olia le connessioni sinaptiche. Il blog è il punto sociale e il blogger, il giornalista che vi consiglio, dal quale non si può prescindere se si vogliono comprendere le reali problematiche dell'isola e anche il suo equilibrio precario di relazione con la politica italiana, e il blogger è Maurizio Ciotola. Non si può prescindere dalla sua lettura se si vuole realmente comprendere l'isola. Il suo blog difatti titola Il punto sociale.